Quando mi hanno proposto di presentare questo progetto l'ho, diciamo così, condiviso subito, perché valorizzare le nostre città murate nel Veneto è una cosa importante, soprattutto anche per i nostri giovani, così riescono a capire la nostra storia, la nostra cultura, da dove veniamo. È un progetto intanto che ci costituisce per la prima volta come rete tra città murate, perché è un progetto che abbraccia veramente tutte. È un progetto innovativo perché va, diciamo, a cogliere l'interesse dei più piccini attraverso questo fumetto fatto in maniera molto accattivante e chiaramente dei loro genitori e quindi delle famiglie. È un progetto che si rivolge proprio alla famiglia e quindi inclusivo sotto questo profilo. Interessante perché chiaramente avrà modo di coinvolgere l'attenzione su 34 città che sono quelle che fanno parte della nostra associazione, che presentano degli importanti apparati storico-monumentali medievali, appunto costituiti dalle cinta murarie e non solo, dai castelli e anche, diciamo, da tutte quelle che sono le eccellenze enogastronomiche che ogni città, diciamo, ha. La pochette contiene il kit del viaggiatore, questo viaggio nel tempo, che è un progetto creato dall'Associazione Città Murate del Veneto, ha l'obiettivo di stimolare, di valorizzare quei territori che fanno parte delle città murate del Veneto. Sono 34 nel Veneto e quindi attraverso questi strumenti abbiamo creato un lascia passare, un fumetto, la mappa e una presentazione, quello di andare a colpire le famiglie affinché vadano a scoprire in tutto il tempo dell'anno queste città murate. Inizialmente era nato come turismo di prossimità, quello di agevolare, e adesso è uno stimolo appunto per andare a ricercare la storia del Veneto. La fortuna delle città murate come città d'arte è quello che sono vivibili 365 giorni e quindi evitare i flussi estivo e invernali a seconda della montagna, del mare, dei laghi. E quindi appunto andare a creare questo turismo, il Veneto e i Veneti, ma non solo, e questo serve anche per far crescere nuove generazioni.